Siamo con mister Dupakè per due volte sotto nel corso del match e quindi l'aspetto positivo è aver ripreso la partita, però poi sul 3-2 a 60 secondi dal termine uscire con un punto è sicuramente da amaro in bocca per voi. Sì, perché quando la partita sì, eravamo riusciti a superarli verso la fine. Abbiamo preso un gol su un fallo laterale che non possiamo permetterci perché, ripeto, a questo livello non si può prendere un gol del genere. Però l'azione è stata, la squadra gioca, sono tre partite che comunque non perdiamo. E alla fine dobbiamo tirare dietro, dobbiamo cercare dei meccanismi migliori dietro, però secondo me anche oggi la prestazione è uscita fuori. Poi, come ho detto, per il ragazzo poi che è entrato ho dimostrato che Marco davanti è un buonissimo giocatore. Ripeto, c'è un po' di rammarico perché alla fine per un gol del genere è da polli perché veramente era una palla alta e bastava stare messi bene indietro e la partita era vinta. Anche stasera infatti non sono tanto gli errori del portiere che non ci sono stati quanto situazioni di gioco, una transizione che ha portato al secondo gol Futboletto, appunto la rimessa laterale che poi portano a dei gol forse un po' troppo facili in questo momento. Diciamo di contrasto c'è il fatto che lì davanti avete una prolificità offensiva che sembra non morire mai, anche oggi comunque avete trovato il gol su palla da fermo, su cross in area, comunque soluzioni offensive ne avete e incrociando le dita, dicendolo in silenzio, continua lo strepitoso movimento di Cardinali Sì, che continua ad emozionare. parlo di Lele, fa un gol straordinario, forse il più bello spero della giornata perché è un gol da rivedere, veramente un gran gol. Lui in questo momento fa un momento molto, molto buono perché se lui è da tanto che sta con me, ma se lui gioca con la testa, non perde la testa, è un giocatore di grandissimo livello, è un terzino dei terzini più forti che c'è nella Lega secondo me. Poi arrivando alla squadra noi abbiamo a tratti abbiamo dei cali di tensione, quindi dobbiamo cercare di tenere tutti i 25 minuti a tempo, di massima tensione sul campo e gestire meglio la palla, perché ogni tanto forziamo un po' troppo la palla. E invece noi abbiamo due giocatori tecnici per tenere la palla, Andrea, Mauro, Daniele, Alessio, cioè la squadra è di livello. Quindi secondo me dobbiamo solo trovare un attimino un'amalgama di gioco e andremo avanti. Noi ci siamo, dobbiamo, come ti ripeto, il gruppo è lo stesso e ci proviamo a fare meglio dell'anno scorso. Adesso c'è l'impegno lunedì, quindi si torna in campo praticamente tra meno di 3 giorni. Si va al Garbaglia, in casa dello zio Mauro Maccarese, una formazione nuova per quanto riguarda la dirigenza, anche alcuni elementi, però al secondo anno di Serie A, per quello che poi costituisce il nucleo storico, anche loro ovviamente hanno avuto un avvio così così. Cosa ti aspetti da una squadra che sicuramente in casa vorrà fare punti, che magari avrà più difficoltà a trovare in trasferta? Beh, penso che sarà una bella partita. Conosco qualcuno di loro, conosco Bruno che era l'altro anno alla San Giovannella. Noi li conosciamo, c'è Dell'anno che è un giocatore che l'altro anno ha fatto tanti gol. Conosco il portiere Molon che giocava con che. Comunque è una squadra di livello, anche loro si devono rafforzare. Noi comunque andiamo là per vincere perché comunque abbiamo le possibilità di fare il risultato. Quindi se giochiamo, dobbiamo, ti ripeto, giocare a massima concentrazione e la vittoria secondo me si può trovare.